Qui niente arriva per caso, perché a svelarci tutti i trucchi della tradizione napoletana in cucina abbiamo Angelica Sepe, perché detto fatto è anche cucina. Vai! Angelica! Oh, buongiorno! Non canti? Ma certo che canto. Ah, come si fa ad addormentare l'anima che vola? Se tu non scendi in terra, non lo puoi sapere. Grande canzone scritta da Gragnaniello, cantata magistralmente da Roberto Murolo e Mia Martini. Piango, veramente sono una commossa. poesia in musica. Eccolo qua, Roberto Murolo. Oh. Grazie per questo omaggio piccolo ma sentito e significativo, Angelica. Sono commossa. Murolo per me è stato il mio papà, il mio maestro, il mio amico, quello che giocavamo anche a carte insieme, il 7,5. Poi vi racconto. Allora, facciamo così. Vediamo che cosa hai portato per noi oggi direttamente dalla tua splendida terra, che è la Campania. Andiamo! Olè! Angelica, descrivi. Pasta e patate dedicata al maestro Roberto Murolo con le 7P. 7P. Non te devi sbagliare. No, assolutamente. Sta ricetta. Allora, vediamo che cosa ci occorre per preparare pasta e patate. 600 g di patate, 350 g di pasta mista, 150 g di provola napoletana, 50 g di pecorino, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 2 pomodorini pachino, 2 croste di parmigiano reggiano, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, una carota, una costa di sedano, mezza cipolla, olio extravergine d'oliva. Sarebbe per quanto basta. Guarda, io già sto mettendo l'olio, Ho visto. Vi raccomando, l'olio in abbondanza. Allora la prima di olio nella nella padella. La prima cosa che andiamo a fare è il soffrittino. Devi sapere che la pasta e patate si fa in tutta Italia e ognuno la fa a modo suo. Però scusate, io faccio napoletana e oggi vi do le dritte giuste per fare una pasta e patate cremosa, buona, saporita. Dai. A proposito, volevo farti i complimenti per il ciambellone al caffè. Era buono, Era uno non era buono. Di più. Ma infatti Allora, mi hanno scritto un sacco di signore complimentandosi con noi, con la trasmissione, e tutti hanno fatto a casa il ciambellone ed è piaciuto a tutti. Adesso ripetete la pasta e patate. Avete visto che cosa ho fatto? Abbondante olio, la cipolla, il sedano e la carota. Allora, c'è un trucchetto: l'olio non deve andare mai troppo caldo, deve essere normale, perché non deve soffriggere molto, nel senso che insieme alle verdure dobbiamo portarlo alla rosolatura. Quindi, fatto questo, facciamo rosolare tutto. Che mi dite? Facciamo andare un pochino di più. Ecco la nostra capa qui. ragazzi della cricca, Ecco. avete delle domande da fare alla nostra Angelica sulla Fate le pasta e patate? domande. Ma noi stavamo contando le P, il numero 7 P. E allora ve le descrivo subito. Pepe, Ok. patate, pasta mischiata, poi vi spiegherò perché, scorza di parmigiano, provola, pachino, pecorino e parmigiano. Le 7P. Allora, vedete, sta rosolando un pochino qui il sedano, carota e cipolla. Che cosa vado ad aggiungere? Vado ad aggiungere il concentrato di pomodoro. Ma Angelica, lo sapete, di pomodoro vi dà sempre delle dritte. Se a casa avete del ragù vecchio, aggiungete un mestolino piccolo di ragù e sentirete che sapore sta pasta e patate. Già arrivano dei profumini da quel soffrittino. Senti qua, senti. Ma adesso arriva il bello. Ho messo il concentrato, adesso che vado a mettere? La scorza di parmigiano. La scorza. La scorza di parmigiano. Questa non la sapevo, no? Ecco, Spiegami intanto adesso. ti faccio vedere una cosa. Ecco qua, questa è la scorza. Inquadratemela bene. Vi raccomando, mettetevi su un bel tagliere e andiamo un pochino a pulirla. Quel poco che serve, perché tanto sono già belle pulite. Si fanno i pezzettini che io già ho preparato, in realtà ne mettiamo pure qualcuno un po' più grande e la aggiungiamo
Ecco qua. Al soffrittino. Al soffrittino. Come mai la scorza? È perché la scorza di parmigiano dà un sapore incredibile. In realtà c'è anche un altro trucco, quello di fare un brodo vegetale con la scorza di parmigiano, che ogni massaia in realtà dovrebbe avere nel proprio frigo, perché avere un sughetto pronto, un brodo pronto è sempre utile. A questo punto, scusami Ecco, Angelica, dimmi. vorrei rivolgermi a chi dovrebbe conoscere molto da vicino il parmigiano, visto che la sua terra è certo. madre di questo formaggio. Carla Gozzi, ma tu anche utilizzi la scorza di parmigiano? Certo, la scorza di qualche parmigiano, modo? addirittura ricordo nonna che quando appunto preparava, noi lo chiamavamo, anzi lei lo chiamava il brodo pazzerello, perché era fatto diciamo dai resti appunto della cucina, quindi un po' di sedano, carote, l'acqua, faceva bollire e metteva questa scorza di parmigiano, così questo brodo leggerissimo per la sera che scaldava non solo l'anima ma anche il cuore, diventava molto saporito. E che bel racconto poetico, grazie Carla Gozzi. Intanto io sto aggiungendo le patate e anche sulle patate vi raccomando, guardate come devono essere tagliate, non più di 1 centimetro. Importantissimo questo passaggio. Perché le hai messe in acqua? Perché così l'amido va un pochino via e si mantengono meglio poi in cottura. Ok. Quindi patata rossa, oppure noi napoletani usiamo la patata gialla del sele. Capisci Patata a me? rossa o patata gialla del sele? Ecco, capito? Va bene, io intanto mi accomodo perché vedo che questa ricetta insomma mi sta prendendo, mi sta appassionando. Allora, patate abbiamo detto gialla o rossa. Sì. Intanto vedi come deve soffriggere. Sì. Inquadratemi bene questo soffritto di patate, sedano, carota e scorza di parmigiano, perché più rosolerà, più darà un sapore incredibile. Mo ti devo raccontare l'aneddoto di questa pasta e patate. Tu che sei un'attrice, sai perfettamente che Edoardo De Filippo ha scritto un libro di cucina su cucina come Richia. Cioè, proprio. già il titolo. E allora andavano sempre in discussione con Roberto Murolo, perché Roberto voleva la pasta e patate semplice, così come le ho fatta io, senza nessuna aggiunta di grasso. Vale a dire, si poteva mettere l'osso di prosciutto, si può mettere la pancetta. Roberto diceva no, io la pasta e patate la voglio semplice. E sai quando la veniva a mangiare a casa mia Roberto Murolo? Nel mese di novembre, perché devi sapere che tutti gli spettacoli, parliamo degli anni prima degli anni '80, eccolo là il mio Che maestro, meraviglia, io facciamo un bianco. applauso. Quella sono io, guarda, No. sono io. Quanti anni avevi in questa E foto? avevo 17 anni, perché ho conosciuto il maestro Murolo a 16 anni e poi insomma abbiamo iniziato tutta una trafila di lezioni di musica, lezioni di chitarra, lezioni di dizione napoletana, quindi tante Che cose fortuna belle. che hai avuto, Angelica. Ho avuto una grande fortuna. Quindi a novembre, che non si facevano gli spettacoli, ci riunivamo a casa mia, a Salerno, e mia madre, che era la maestra ed è la maestra, mamma, tu sei la maestra della pasta e patate, come te nessuno la può fare, neanche io che ci metto l'anima. Preparava questa pasta e patate. Trucco importante, guardate sempre, inquadratemi, l'acqua non deve superare il bordo delle patate. Ecco, però Quindi- voglio fare una domanda. Dimmi. Se possibile. Dimmi. Cioè, la vedo molto densa, cioè come si raggiunge la giusta consistenza? Perché mi sembra Brava. che non ci sia tanta acqua, ecco, non Ecco, so. allora la pasta e patate sembra una cosa semplice, ma non lo è. Infatti. Quindi ascoltate bene quello che vi dico. Mettete pochissima acqua, andate a coprire solo le patate. Poi man mano, quando ci sarà il passaggio per quanto riguarda la pasta mischiata, ci dobbiamo regolare. E poi nel filare vi darò il trucco di Angelica, ok. così non potete sbagliare assolutamente. Allora facciamo così, Angelica, Eh. visto che tu sei solita abbinare una canzone per ogni piatto, a questo piatto di pasta e patate, che canzone vogliamo abbinare? E che devo abbinare? Devo abbinare la canzone che cantavo sempre col mio maestro e gliela dedicavo, e lui mi diceva vicino a me, tu sei no zucchero, perché il mio vero nome è Maria. Maria, tu sei no zucchero, e io ci cantavo, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, me ne innamora così, guardando a te. Me la dedico anche a te. Grande, grande Angelica. Stavo chiamando Maria. Sai che mi piace sì. Maria?
È il mio secondo perché nome, Maria. Io per tanti anni ero Maria Longo, la Murolo in gonnella. Oggi tanta gente mi scriverà perché poi ho cambiato nome negli anni 90 per un progetto artistico internazionale. A noi ci piace in tutte le salse, Maria Angelica. Vabbè. In tutte le paste, anzi. Ma... Allora, guardate come stiamo andando avanti. Sì. A metà cottura della patata, vi raccomando, la pasta mischiata. Questa è un'altra genialità dei napoletani, perché che hanno fatto? Hanno capito che tutta la pasta che rimaneva nei cassetti o nelle buste, quindi la univano e hanno fatto la pasta I mischiata. fondi, quando rimangono i fondi Sì, che non sì. ci fai neanche una porzione. Sì. Allora che fai? O pasta e fagioli, o pasta e patate, o insomma o ma un la timballo o qualcosa. Sì, ma guarda che bello. Adesso vedete la pasta come viene dentro? Viene cotta con pochissima acqua, quindi Sì. si dice che è risottata. Il Sì. termine oggi risottata. Lui mi guarda, quel signore col cappello mi guarda. Come quel guarda. signore? Io adoro perché in Israele da noi si fa solo la pasta risottata che prende tutto il sapore, l'amore. Lo so. Ecco qua. A questo E punto qui devi sapere che fa finta di essere uno chef stellato, ma in realtà secondo me è molto bravo. Brava Secondo me è molto Angelica, bravo. così che ci la capisci. sua mamma è molto brava, la sua Immagino, mamma. ma lui viene da una terra favolosa dove io ci sono stata diverse volte e ho mangiato delle cose buonissime. A questo punto questa la facciamo andare, ma io per tempi televisivi l'ho già preparata. Eccola qua, guardate che specialità, guardate. Ma tu non aggiungi più l'acqua poi alla pasta, Angelica? Niente. Cioè mi rendo conto, la consistenza deve essere questa, guarda. Quindi deve essere non troppo azzeccosa ma neanche troppo asciutta. Questa è la consistenza. Adesso che cosa faccio? Vado ad aggiungere fuori dal fuoco, quindi la rimetto Sì. qua fuori, mettiamo la provola. Vai. Poi mettiamo il parmigiano. Ma non mi fate un po' di ola? Il pecorino. Dai. Una cosa importante, il pepe macinato fresco. E voi lo sapete che nella vita senza pepe non si fa niente. Eccola, eccola là. Abbiamo capito. Quindi pepe. E vado a girare, attenzione, un altro passaggio importante, da sotto verso sopra, da sotto verso sopra, da sotto verso sopra, affinché non diventa bella filante. Te capì? Te capì? E poi Ragazzi, un ma non mi altro sta venendo segreto- l'acquolina in bocca a vedere È un queste immagini? profumo qui. Mamma mia, Guardate, arriva il qui ci sono dei piattini per voi. Guardate, arriva il assaggiamo. profumo. Ce l'ho. Eccola qua. Faccio girare? Allora, lo sapete che a Napoli c'è una cosa importantissima, che è quella di girare la pasta e patate in un piatto fondo e non deve cadere. Chi farà questa prova? Ah, sono pronti di là. Vediamo che succede. Vuoi che la faccia io questa prova? Come vuoi? Come La vuoi. faccio io? Vado io, dai. Viene lui, dai. Vuoi farla tu, Jonathan? Allora, cos'è che non deve succedere? Non deve succedere che il piatto, la pasta si dice pasta e patate azzeccata. Prendila lì, che faccio prendi il cagare? piatto. Attenzione, questa è una magia, È una magia. Prova piano piano, vediamo se... Aspetta, togli il piatto. Gira solo quello con la pasta. Sopra questo? No, da solo, vediamo che succede. Non Ma mi deve cade tutto cadere. addosso. No, non deve cadere, vai. Uno. Cosa faccio? Lo tiro con Due, tre, vai! Ah, bravo! Non è caduto. No, sei bravissimo! Io non ho capito Bravissimo! niente, Bianca. Cosa è successo? Non era un cappello, Jonathan. Vai a sedere al posto tuo. Ecco, è bella È azzeccata, è come buonissima. Vuoi dice- provare pure tu? Prova pure tu con questa. Gira anche Bianca, forza, piano piano. Piano, vai piano, veloce, vai. 1, 2, gira! Bravissima! È buonissimo. Che paura. Ma che profumo anche. Cosa hai fatto? Tu l'hai messa in una terrina e che... Allora, questa l'ho lasciata, vedete? Si sta squagliando la provola, si sta squagliando il formaggio.
copriamo con un coperchio. Caso mai, signore, a casa non vi viene questa famosa crema, prendete una patata schiacciata e la aggiungete, così si compatta il tutto, è bello cremoso e cremoso. Carla, Io intanto che ho com'è? fatto? Buonissima. Vedi, stanno mangiando tutti a Tanto io che ho fatto? Ragazzi, Avevo lasciato un pochino di pasta e patate nella pentola. Ho detto, sai che faccio? Me la conservo per stasera per i miei nipotini, che saluto, Giulia e Stefano, ciao! E l'ho messa a forno. Nonna, lo sapete che con questa pasta e patate vi coccola, vi vuole bene. E che fortunati ad avere una nonna tanti così. bacini! Grazie mia nostra Grazie a Angelica voi. per aver Grazie. portato i sapori della campagna qui a Detto Fatto. Grazie. Adesso io volevo rivolgermi a Jonathan. Jonathan, oh, Sì, come va? noi siamo sconcertati.